E, allora, che è un romanzo, l'abbiamo già detto, la forma è quella del diario, e abbiamo questo personaggio Murphy, che è un ragazzo fondamentalmente di 25 anni che spazia tra Campobasso, che è una piccola città molisana, che è poi la città dell'autore, e Roma. Tutto parte da un trauma, è un trauma amoroso, quindi è un trauma esistenziale, il rapporto di Murphy con Angelica, che è una ragazza che è un po' il fil rouge di tutto il diario, quindi la troviamo all'inizio e il protagonista la porterà fino alla fine. Non vi sveliamo ovviamente come si caratterizzerà questo rapporto, però è un rapporto particolare, è un rapporto che condiziona il protagonista. L'autore, che è un mio grande amico, infatti io sono molto felice di aver introdotto il libro e di presentarlo qui a Roma per la prima volta. E lui ha fatto degli studi umanistici, studi anche cinematografici, quindi si vede leggendo, si nota leggendo il libro che c'è quest'occhio, questa grande propensione, amore per le immagini. E possiamo dividere, se facciamo un'analisi del testo, in tre atti fondamentalmente, come fosse uno spettacolo teatrale ma anche un'opera cinematografica. Abbiamo una prima parte dove c'è, diciamo, la lanterna magica, questo ragazzo che arriva a Roma, questo ragazzo che viene inebriato da Roma, dalle feste, dal sesso, dalle droghe, dagli esami posticipati, dalle difficoltà, dagli amori che vanno e vengono. Una parte centrale che invece è una presa di coscienza, quindi abbiamo anche un linguaggio più poetico e lirico rispetto alla prima parte, che ha un linguaggio anche volgare, possiamo dire anche molto spinto, molto forte, un po' come se dovessimo trovare un corrispettivo oggettivo a livello cinematografico, un po' i film di Tarantino, oppure a livello letterario anche Bukowski, Welch. La seconda parte invece è poesia, e la terza parte invece, in concomitanza con questo rapporto che si dovrà definire prima o poi con Angelica, abbiamo una sorta forse di maturazione del protagonista. Come nasce quest'opera, cioè l'idea, e poi lo sviluppo, cioè portare tutte questi pensieri, questi fantasmi positivi ma anche fantasmi negativi in forma scritta. Sì, allora io volevo ringraziare Daniele che è qui presente, perché l'opera nasce praticamente grazie a lui, perché una notte di 3 anni fa lui mi regalò un'agenda chiamata Il Diario di Murphy, un'agenda con tutti i giorni appunto del 2010 e con una dedica speciale, una dedica che era rivolta appunto alla mia passione per la scrittura che lui aveva già notato. E io da allora ho iniziato a immaginare una immaginare fino a un certo punto, perché nella prima parte ho preso spunto da fatti realmente accaduti, però gonfiati dal punto di vista di fantasia. E questa fantasia, chiamerei una fantasia reale, perché poi è una fantasia lineare, che mi ha portato appunto ad andare avanti giorno per giorno a descrivere la storia di questo Murphy, prendendo spunto ovviamente anche dalla mia storia personale, però solo nella prima parte. Poi dopo mi sono lasciato pervadere da emozioni che vanno al di là delle esperienze personali, però legate sempre a quello che è l'inizio di questo diario. Quindi la nascita del diario di Murphy è stata grazie a Daniele. E poi è stato abbastanza difficile, perché scrivere un romanzo è la cosa penso più difficile che si possa fare, soprattutto se inizi e a un certo punto poi hai delle pause dove non sai come far andare avanti il protagonista nella selva delle emozioni che avevi creato all'inizio. E invece ci sono riuscito, perché è stata proprio Roma che mi ha dato l'input con i ricordi che ho mescolato nella fantasia, per poi arrivare alla seconda parte poetica e poi nella terza parte più realistica, più seria, con la presa di coscienza del protagonista, e capendo
che appunto il nome ha un senso. Ok. 12 marzo, venerdì. La saggezza sta nel saper prevedere le conseguenze. Albeggia Gesù morto, anche tra i rovi di spine della Bretagna sul mare, anche a casa mia, anche a casa tua. Lo stesso sole, ma solitudini diverse. Scomodamente sento di essere comodo. Lentamente perdo ogni facoltà d'essere e muoio per averti dato l'opportunità di leggere questo diario. Non riesco a dormire, ma riesco a scrivere, con questa scrittura, causa della nostra rovina. 13 marzo, sabato. La religione è ciò che impedisce al povero di assassinare il ricco. Maestra esperta, ti ho sognata bionda, mentre inducevi i tuoi seni a germogliare. La mia voglia di amare giace serena, è sempre un turbine in piena che implode senza te. Ti voglio dopo fragole e panna, dopo alici e aglio, dopo una canna, dopo vongole e cozze, dopo di te, rane e mozze. 14 marzo, domenica. Le questioni futili vengono immediatamente risolte, quelle importanti mai. Vedo la tua bocca distorta da un orgasmo non mio, sei distesa come morta, con una maschera di piacere impressa sul viso, dopo un po' un sorriso e un brivido caldo in un letto d'araldo. Ti vedo ansiosa di assaporare un seme non mio, sfidando un falso dio, vestita di verde, ti vedo tradenti, depilata, mentre ingoi la saliva e lo sperma di quelle merde che non vedevano l'ora di possederti. Dipinta di un falso colore, la tua pelle ha cambiato odore. Prime rughe, capelli bianchi, saprai nasconderli per ore. La mia camera era stalla, ma adesso dormi sugli ori, copri i tuoi odori, ti vergogni dei tuoi umori. I tuoi boccoli sono lisci di appiattimento verso una vita senza sentimento.